era il fine stratega, se vogliamo anche militare, con queste capacità organizzative di pianificazione che sono state determinanti nel percorso rivoluzionario. Proprio per questo Trotsky diventa, nella fase successiva, uno dei più pericolosi concorrenti del successore di Lenin, ovvero di Stalin, che vedeva in questa capacità, in questa figura di leader molto apprezzato anche nel mondo del comunismo internazionale. Non dimentichiamoci che poi queste spaccature che ci sono a livello di leadership sovietica hanno di riflesso grandi spaccature anche nei partiti fratelli comunisti. Penso ad esempio al Partito Comunista Italiano, dove ci sono altrettante purghe drammatiche all'interno del gruppo dirigente, su cui addirittura c'è una frattura a un certo punto estremamente significativa tra Gramsci e Togliatti, a un certo punto proprio sulle scelte strategiche che si dovevano prendere nei confronti delle strategie che venivano indicate dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e quindi Trotsky rappresentava sicuramente quella grande figura di leader che poteva incarnare il massimo successore di Lenin. Quindi è veramente una figura di un grande protagonista del comunismo e del socialismo reale di quegli anni. Proprio per questo credo che Stalin, in una logica di detenzione del potere, di organizzazione della sua figura e della sua personalità, temesse tantissimo questa figura e questo protagonista, e lo temesse talmente tanto da essere stato sicuramente uno degli ispiratori di quello che è stato poi il brutale omicidio che l'ha sicuramente colpito. Quindi insomma una figura che andrebbe secondo me anche riscoperta in una logica di definizione di quello che è stato il ruolo guida per alcuni dirigenti comunisti anche dell'Europa occidentale. Sì, ma lei mi ha fatto pensare a un dettaglio che forse i nostri telespettatori non conoscono. Gramsci e Togliatti erano nemici all'interno dello stesso partito, ma Gramsci era in carcere in Italia perché era stato arrestato dai fascisti e quindi era in carcere, non era diciamo all'esilio da qualche parte. Ma Stalin lo poteva salvare se, vista la vicinanza di Togliatti con Stalin, erano molto vicini e si confidavano, e Stalin aveva fiducia di Togliatti, l'ha sempre avuta fino all'ultimo. Perché non hanno liberato? C'è un bellissimo libro che è uscito alcuni anni fa di Mauro Canali rispetto a quello che è stato il Gramsci in carcere e i rapporti con il gruppo dirigente del partito. C'è un passaggio che secondo me è strategico ed emblematico del fatto che il gruppo dirigente guidato da Togliatti, ma composto in quel momento anche da una figura come Ruggero Grieco, non volesse assolutamente che Gramsci uscisse dal carcere. Ed è una lettera che Grieco indirizza in carcere a Milano a Gramsci, dove di fatto gli riconosce il ruolo di grande leader del Partito Comunista Italiano. Questo viene utilizzato poi dal Tribunale Speciale, dal direttore del carcere, da tutte quelle che erano le forze repressive del regime fascista, per trattenere ancora più fortemente Gramsci all'interno del sistema carcerario italiano. Altro elemento interessante, e si dice, si racconta nella miglior storiografia, che anche la moglie di Gramsci fosse una figura in qualche modo molto vicina ai servizi segreti, se non addirittura una spia sovietica. Quindi insomma c'è questo elemento di controllo e di repressione sulla figura di Gramsci, sul pensiero di Gramsci, che in un qualche modo nei primi anni 30 devia un po' da quella che è l'ortodossia comunista staliniana. Quindi era sicuramente un elemento molto pericoloso rispetto a quella che poteva essere l'unificazione ideologica che Stalin deteneva in quel momento. Sì, però c'è un momento storico. Allora io capisco, sono avversari politici, due ideologie. Mussolini dice sono comunisti, quindi io li trattengo perché se lo libero mi fa danni. Lo capisco, no? Ma c'è un momento particolare dove invece Mussolini è alleato di Stalin. E quando avviene? Perché è il momento in cui Stalin può dire liberamelo perché siamo amici. C'è una frazione di tempo che è quella accordo Molotov-Ribbentrop. È il momento che viene rimproverato a Togliatti proprio questo fatto. Era il momento che Stalin poteva dire liberalo, perché in quel momento Stalin stava approvvigionando i suoi futuri nemici con centinaia di treni pieni di materie prime, pieni di carburante. La Germania non aveva carburante, la Germania non aveva benzina, la benzina veniva fornita dalla Esso,
americana e veniva fornita, e poi usavano il benzolo che lo ricavavano dal carbone. Non aveva benzina, ma Stalin gli manda, perché Stalin ha i giacimenti, no? Quindi in quel momento che c'è questa pace, questa alleanza, poteva chiedere la liberazione del fondatore del Partito Comunista Italiano, ma invece sembra che Togliatti non si sia attivato sufficientemente. Erano nemici, si può dire, sul piano politico, perché ricordiamo che Togliatti dal 28 al 46 vive a Mosca, è a Mosca, per cui è a stretto contatto con Stalin, da qui la venerazione, l'ammirazione fino alla fine, diciamo, dei suoi giorni. Diciamo che Gramsci era più vicino a una posizione di Trotsky, cioè la visione internazionalista, mentre Lenin non fa altro che spostare il pensiero ideologicamente sulla rivoluzione in un unico paese, rivoluzione socialista ma in Russia, mentre la visione di Trotsky era per la rivoluzione permanente, totale, che doveva essere esportata in tutti i paesi del mondo. Sì, adesso abbiamo parlato di Gramsci, però c'è un'epurazione anche di comunisti o bolscevici italiani a Mosca, quindi sono centinaia di persone che vengono, ma Togliatti non si attiva, forse non voleva dispiacere al suo, diciamo, al suo personaggio. Adesso passiamo al prossimo contributo, che ci racconterà l'aspetto della politica estera di Khrushchev, perché è interessante. Sta facendo una politica che è rivoluzionaria per quell'epoca, però è una rivoluzione che a un certo punto si spegne. Prego. Non fu diversa, cioè sempre a zigzag, la politica estera khrushcheviana, partendo dai paesi cosiddetti fratelli dell'Europa orientale. Una rivolta popolare repressa coi carri armati e in seguito il muro della vergogna, a dividere in due la città. Un muro voluto da Khrushchev per bloccare la fuga di cervelli e di braccia verso Occidente. Che fare? Prima di intervenire, Khrushchev volle sentire i capi militari. Dopodiché, per decisione unanime, fu data la parola ai carri armati. Ciò malgrado, il dialogo russo-americano andava avanti. Nixon, da vicepresidente degli Stati Uniti, andò a Mosca, dove Khrushchev gli spiegò così la sua filosofia di fondo. Il capitalismo è il passato, il comunismo il futuro. Per forza di cose ci sarà più prosperità nel mondo comunista. Fra 7 anni, aggiunse, nell'Unione Sovietica saremo altrettanto ricchi quanto gli americani e vi faremo un cenno di saluto. E quando vi avremo completamente distaccati, vi faremo un altro cenno. Seguiteci. Il processo di distensione avrebbe dovuto avere la sua sanzione definitiva in un vertice a Parigi tra Khrushchev e Eisenhower, presenti anche i primi ministri di Francia e Inghilterra. Fu un avvenimento del tutto inaspettato a scatenare la reazione di Khrushchev. Questi chiese delle pubbliche scuse ad Eisenhower, che si rifiutò di farle, e i sovietici abbandonarono il tavolo della conferenza. L'episodio che mandò in collera Khrushchev fu l'abbattimento sul territorio sovietico di un aereo spia americano, l'U-2. È elementare. Come può il presidente degli Stati Uniti, dopo quanto è successo, pensare di venire a pranzo da Nikita Khrushchev? Kennedy succedette ad Eisenhower e per prima cosa si recò in visita a Berlino. Kennedy che sembrò impersonare le speranze del mondo.
Fu a Vienna che incontrò un Khrushchev molto impressionato dalla giovane età del suo interlocutore, tanto da trarne la convinzione, come disse al suo ritorno a Mosca, che Kennedy non avesse nemmeno un'idea in testa. Ma ebbe prova di che pasta fosse fatto questo giovane presidente degli Stati Uniti durante la crisi di Cuba, che portò il mondo molto vicino al baratro di una terza guerra mondiale. Khrushchev dapprima negò di aver dato i missili a Castro. In seguito fu costretto ad ammetterlo dopo aver visto le foto scattate dai ricognitori americani. Kennedy gli pose un drammatico ultimatum. E Khrushchev, posto di fronte al rischio di una guerra nucleare, ritirò i suoi missili, uscendone con le ossa rotte. Il 1964 non fu un anno felice per lui. Prese parte, come di consueto, al ricevimento di Capodanno, festa di nonno Gelo, col tradizionale pino siberiano piantato nei giardini del Cremlino. Poi si prese alcuni giorni di vacanza nella dacia di Kuntsevo. A tutto pensava, ma non che potessero tradirlo. Il 1° maggio di questo 1964 fu al solito una bella festa. Khrushchev comparve per primo e da solo dall'alto del mausoleo di Lenin, salutando con molta allegria la folla. Difficile, perfino impossibile, cogliere dei segni contrari. Era poi vero che il riformismo khrushcheviano era entrato in una fase di stanca. I sovietici conducevano un'esistenza migliore, ma non si erano spalancate le porte del benessere. Né la cucurusa né le terre vergini, dopo i successi iniziali, avevano dato all'agricoltura il vigore che si sperava. I contadini erano più liberi, ma pur sempre ingabbiati in quelle fattorie collettive che ne frenavano lo slancio produttivo. Ma il sistema era rimasto uguale a se stesso, nella presunzione che bastasse denunciare i delitti di Stalin per renderlo il migliore dei sistemi possibili. La Russia era sempre una grande potenza, ma isolata nello scudo dei suoi missili. E sul fondo, il malcontento della burocrazia di partito, cui aveva tolto molti dei suoi privilegi, ma non tutti. Semmai, rinunciando al terrore, aveva creato le condizioni per una congiura di palazzo. In aprile aveva compiuto 70 anni ed erano fioccate le lodi e le medaglie. Gliele aveva consegnate Brezhnev, il numero 2 del partito, l'uomo che si preparava a tradirlo. Incaricato della bisogna fu Semishastny, lo stesso della condanna a Pasternak, salito al rango di capo operativo del KGB. È così che ricorda quei giorni. Mi chiamarono al rapporto al Cremlino. L'ordine era di riportare Nikita Khrushchev a Mosca, a qualsiasi costo. Mi consigliarono di utilizzare anche 50 o 60 uomini e a me di portare la pistola. Poi Brezhnev mi prese da parte per dirmi che nessuno si sarebbe dispiaciuto se a Khrushchev fosse capitato un qualche incidente. Gli risposi che il mio KGB, il KGB dei miei giorni, non era più abituato a simili imprese. Khrushchev è in vacanza sul Mar Nero. Aspetta che ritornino in terra i 3 cosmonauti lanciati nel cosmo per i consueti festeggiamenti a Mosca. Lo chiamano al telefono per dirgli che l'atterraggio dei cosmonauti è felicemente riuscito. Il giorno seguente prende l'aereo per Mosca. Una macchina lo aspetta per condurlo velocemente al Cremlino, dove gli annunciano, davanti al comitato centrale, riunito in seduta plenaria, che non è più il capo del partito. Pare che non se lo aspettasse. L'uomo che per 10 anni ha governato con poteri quasi assoluti la seconda potenza del mondo condurrà d'ora in avanti la vita di un pensionato. Queste sono le immagini un po' melanconiche, mai viste prima, che abbiamo del suo involontario ritiro in una dacia fuori Mosca, da dove gli era proibito di uscire. Muore nel settembre del 1971, regnante Brezhnev. Lo seppelliscono in una piovosa mattina moscovita, in un angolo del cimitero di Novodevichy. Non sotto le mura del Cremlino, come gli sarebbe spettato se fosse rimasto al potere.
Presenti ai funerali coloro che hanno ritenuto di dovergli qualcosa e quelli che lo hanno amato, i figli, la moglie Nina. Il monumento funebre, su richiesta dei familiari, glielo farà lo scultore Nieswiecny. In quella mattina di settembre seppellivano un politico che aveva combattuto lo stalinismo e aveva vinto, ma non poteva sconfiggerlo definitivamente, perché lo stalinismo viveva dentro di lui. Professor Zanella, ma poi lui aveva rinunciato allo stalinismo di fatto o aveva rinunciato solo a una parte dello stalinismo, ma il sistema l'aveva conservato? Sì, mi pare che sia la sintesi più precisa che si possa fare. Aveva denunciato vigorosamente l'uomo e i metodi applicati dall'uomo, ma era figlio di questa ideologia, era figlio di questa cultura, era espressione di un ventennio di cui si era assorbito di queste idee, per cui Khrushchev credeva ancora in una bontà insita al sistema comunista interna, non si era reso conto della lontananza ormai che l'ideologia stava avendo verso anche l'economia o verso una maggiore tolleranza della libertà stessa che bisognava riconoscere ai paesi come ai popoli. Per cui la presa di distanza è più da riconoscerli in termini, se vogliamo, individuali, ma non dal pensiero. Sì, si parla di fordismo khrushcheviano. Fordismo lo sappiamo cos'è, è il sistema intermedio, no? Che non è né comunismo né nazismo. Il nazismo è un sistema economico, perché diciamo che poi la narrazione dei fatti è la storia, ma la sostanza nasce come un centro di produzione e fin tanto che il sistema sta in piedi, diciamo che ci sono industriali che diventano straricchi. Uno di questi è Krupp, l'abbiamo visto la volta scorsa. Quindi c'è una economia di guerra e sta bene che il signor Adolfo stia lì perché lui fa le guerre e a me interessa produrre, ma non mi sporco le mani con le guerre perché è sempre la colpa sua. È una delle cose che non viene riconosciuta a Hitler, di essere in definitiva a lungo raggio lo strumento di una produzione industriale a scopo bellico. Sarà invece dall'altra parte abbiamo un altro tipo di economia che non riesce ad uscire. E allora chi andrà a prendere la catena di montaggio, quella famosa presa in giro poi da Charlot, la catena di montaggio e la installa in Unione Sovietica? Sarà Stalin. Stalin va e preleva quella catena di montaggio che i sindacati occidentali invece disprezzano. Ecco, quindi questo fordismo khrushcheviano cosa vuol dire? Che tipo di trasformismo ha anche in questo senso Khrushchev? Allora, sicuramente rappresentava un elemento per cercare di tenere al passo l'economia sovietica nella logica della distensione, ma anche di quello che era il confronto internazionale con gli Stati Uniti d'America. Però Khrushchev non era uno stupido, così come non era stupido sicuramente il gruppo dirigente del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. E i segnali di una forte differenza che c'erano tra il mondo occidentale e il mondo del socialismo reale emergevano in tutta la loro franchezza, ad esempio negli episodi di Berlino. Il muro di Berlino serve esclusivamente per bloccare la fuga drammatica di cittadini della Germania dell'Est verso la Germania dell'Ovest, legata quasi esclusivamente al fatto che a Berlino Ovest guadagnavano 3 volte tanto quello che era il reddito che avevano a Berlino Est.
Quindi la forte differenziazione economica che c'era metteva in condizione già il sistema sovietico di partire soccombente rispetto al sistema occidentale. Per questo si citava prima la corsa allo spazio. La corsa allo spazio io la definirei come una delle ultime cartucce che l'Unione Sovietica poteva sparare in un tema di immagine di confronto internazionale con una potenza che era decisamente superiore. Il Fordismo di Khrushchev lo possiamo individuare come un elemento di introduzione in un'economia pianificata in cui il privato non ha spazio, perché a differenza del tema del nazismo e della Germania, lì erano gli industriali privati che ottenevano arricchimenti rispetto a quella che era la politica combattiva e guerriera di Hitler. Qui in realtà tutto si riconduceva allo Stato. E allora il Fordismo di Khrushchev possiamo considerarlo come un elemento intermedio per costruire una società con qualche passo avanti in termini di benessere, l'abbiamo visto, che però non poteva assolutamente competere a livello internazionale con un sistema che aveva dimostrato in modo necessario e molto chiaro la sua superiorità. Certo. Allora passiamo a un altro contributo e così cerchiamo di allargare l'argomento. Abbiamo il contributo, però questa volta lo mettiamo al numero 5, morte di Togliatti. Palmiro Togliatti. Poche ore dopo, un Ilyushin 18 riporterà a Roma le spoglie del capo del Partito Comunista Italiano. Nelle mani di Luigi Longo, che guiderà il PC fino al 1972, Nilde Iotti consegna un documento che Palmiro Togliatti ha scritto poco prima di morire. È il cosiddetto Memoriale di Yalta, che Togliatti aveva destinato ai dirigenti sovietici. Longo, invece, lo renderà pubblico in Italia subito dopo i funerali. Sono appunti che Togliatti ha scritto in attesa di un incontro con Khrushchev, a lungo rinviato. Il memoriale parte dalla crisi del 1962 tra URSS e Cina per sviluppare una critica al funzionamento del sistema comunista mondiale e al modo in cui è governata l'Unione Sovietica. Soprattutto Togliatti critica apertamente il carattere oppressivo dell'URSS e rivendica come imprescindibile il binomio socialismo-libertà. Togliatti e Khrushchev, un faccia a faccia tra due uomini che non si amano e che diffidano l'uno dell'altro, perché troppo diversi tra loro, proprio come la storia dei partiti comunisti che rappresentano. Due uomini che tuttavia hanno un passato comune, che brucia e che è riaffiorato, violento e contraddittorio 8 anni prima, il mattino del 14 febbraio 1956. Diamo la parola per il rapporto al compagno Khrushchev Nikita Sergeyevich. Mosca, ore 10 del mattino del 14 febbraio 1956. Alla Sala Bianca del Cremlino si apre il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico. Per 12 giorni, 1424 delegati del PQS e centinaia di delegati stranieri assistono ad un evento destinato a cambiare la storia del mondo. Il discorso di Khrushchev, che apre il congresso, dura 7 ore. Alla destra del palco, ad ascoltare immobili, sono Togliatti e Mauro Scoccimarro. Il resto della delegazione italiana è composta da Bufalini, Rita Montagnana, Bugliani, Cacciapuoti e Vidali. Ma più ancora delle parole, è qualcos'altro che colpisce i delegati. Nella sala non c'è nessuna immagine di Stalin, ma solo una statua di Lenin. Nel suo discorso introduttivo, Khrushchev parla apertamente di violazioni della democrazia sovietica e della legalità. E Anastas Mikoyan parla addirittura di culto della personalità. Per i delegati, soprattutto quelli stranieri, è uno shock, ma è solo un minimo anticipo di quello che dovrà avvenire. Il principio della guida collettiva è un elemento fondamentale per i partiti proletari.
Il rapporto del Comitato Centrale corrisponde perfettamente allo spirito leninista, quando non si nascondono né al partito né al popolo le insufficienze, le debolezze e le questioni irrisolte nel nostro lavoro. Quando il nostro partito non si accontenta dei successi e si pone di fronte nuovi e grandiosi compiti. A quel punto, anche chi fino ad allora si è opposto all'idea di criticare la figura di Stalin, soprattutto perché correo nei crimini del dittatore, si adegua alla linea di Khrushchev. Il Comitato Centrale, appoggiato da tutto il partito, si è espresso contro il culto della personalità, estraneo al marxismo-leninismo, che ha avuto in un determinato periodo un ruolo così negativo. Posso esprimere la convinzione che il presente congresso approverà totalmente questo principio. In realtà il XX congresso introduce novità rivoluzionarie per lo sviluppo della politica internazionale. Per la prima volta un leader comunista sovietico parla di evitabilità della guerra, di vie nazionali al socialismo, di coesistenza pacifica. Togliatti sale sulla tribuna il 17 febbraio. Voi rappresentate i risultati della lotta vittoriosa per la distensione internazionale, per la convivenza pacifica tra i paesi, per la pace, che è attualmente il bene supremo. Togliatti sottolinea quella che gli appare la novità storica del congresso, il cammino verso la distensione. Vittorio Vidali, che era questo comunista triestino, mi raccontava che a un certo punto Khrushchev incomincia a parlare e Togliatti sta lì, fa finta di non capire che stava facendo delle grandi rivelazioni. E allora Vidali gli dice: ma ostia, guarda che sta dicendo che Stalin era un delinquente, insomma. Ecco, quindi abbiamo la presenza di uno dei personaggi più importanti del movimento comunista mondiale, che è Togliatti, e Togliatti si trova di fronte a questa voltafaccia, professore, e ha delle reazioni, e vediamo appunto che tipo di reazione ha, e questa cosa poi è il nemico, lui diventerà il nemico di Khrushchev. Prego. Sì, dobbiamo tenere presente questo presupposto. Per Togliatti il comunismo era il leninismo. Di conseguenza vedersi demolito Lenin voleva dire abbattere tutto l'impianto ideologico comunista. Non a caso Togliatti non commenterà mai il rapporto Khrushchev. È sintomatico come neanche appena ritorna in Italia ci sono delle aspettative, ci sono delle attese. Togliatti sceglie il silenzio. Parlerà solo qualche mese dopo, mi pare, rilasciando una intervista su quella rivista che si chiama Nuovi Argomenti, diretta da Moravia e da altri leader intellettuali, per parlare solo a una piccola nicchia. E Togliatti credeva ed è sempre stato convinto che la base, il popolo comunista italiano, non avrebbe capito queste rivelazioni così sconvolgenti. Poi eravamo anche nella imminente campagna elettorale delle amministrative, appunto del 56, andare qui a parlare che si stava per demolire completamente Lenin voleva dire perdere completamente un appeal politico. E ancora un'altra cosa, Togliatti sceglie il silenzio ma assume quella che viene da lui stesso riconosciuta una corresponsabilità con la politica di Stalin, e nel silenzio adombra il suo placet. Bene, è arrivato un messaggio, se vogliamo leggerlo. Sì, certamente, Tullio, lo leggiamo subito. Allora, generalmente non si ricorda che se Khrushchev ha riabilitato molti cittadini condannati da Stalin, ha comunque trasformato l'NKVD in KGB, e durante il suo governo vengono poste le basi per gli ospedali psichiatrici per dissidenti, ampliati e istituzionalizzato da Brezhnev. Il concetto di dissociato è persona psichicamente instabile, se non in accordo con il regime del tempo di Khrushchev. La signora Sandra, che ringraziamo per questo messaggio, che ci dice
come Khrushchev, pur avendo condannato Stalin, poi di fatto insomma no, si è dimostrato Professor Raito. Sicuramente era il leader di un regime che aveva fortissime degenerazioni e soprattutto fortissimi limiti di democrazia interna. Non dimentichiamoci che ancora nel 1976, quando Berlinguer parlerà a un congresso del PQS di pluralismo, quella parola pluralismo sarà tradotta dalla Pravda con un termine completamente diverso, perché non si accettava l'idea che una democrazia compiuta prevedesse un sistema ampio di partiti che potessero confrontarsi. Ecco, per restare su Togliatti, io credo che Togliatti a suo modo sia stato comunque un leader tra i più importanti protagonisti della storia del comunismo internazionale, però un leader sempre legato a doppio filo con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica e con l'Unione Sovietica. Non spingerà mai la sua critica, nonostante fosse stato tra i primi a parlare di via italiana al socialismo, in una piena rottura nei confronti con il partito principale del comunismo internazionale. Sarà infatti il suo successore, il primo, Luigi Longo, che dopo il 68 di Cecoslovacchia ebbe il coraggio di muovere qualche critica più ferma rispetto a questo sistema ormai degenerato che sotto Brezhnev era tornato praticamente ai livelli molto quasi staliniani di gestione centralizzata del potere. Se vogliamo riconoscere un merito a Togliatti, possiamo dire che ha portato avanti con forza e convinzione l'idea di poter accedere al governo senza fare la rivoluzione. Sì, era convinto di potercela fare con il consenso elettorale, cioè ha accantonato quello che era invece l'obiettivo di tutti i rivoluzionari comunisti, cioè di imitare quello che era successo in Russia, mentre Togliatti si rende conto che si può arrivare al governo quindi con il sistema democratico, quindi già una correzione non da poco. Il silenzio di Togliatti. Sì. Come lo interpreta, professore? Allora, diciamo innanzitutto che Togliatti, come ho detto in precedenza, era l'uomo di Stalin, ha sempre stato l'uomo di Stalin in Italia. Sappiamo anche che il figlio di Togliatti era in Russia e quindi in qualche maniera anche ricattabile. E poi c'erano varie motivazioni, abbiamo detto le elezioni, altro, cioè era difficile improvvisamente dire che il grande padre non era più tale. E quindi era molto difficile parlare. Scusa, ma oltre... Forse non pensava fosse il momento? È stato preso in contropiede? Ci sono tutte e due un po' sia da una parte il fatto del momento, che non era propizio, e un po' anche perché difficilmente riusciva a andare completamente contro chi in qualche maniera aveva sempre sostenuto. Però prima di arrivare alla conclusione c'era una piccola considerazione che volevo fare, vista anche il servizio sulla politica estera e quant'altro. Gli anni 60 sono soprattutto caratterizzati da tre figure, ovvero da una parte abbiamo Khrushchev, abbiamo Kennedy e Papa Giovanni XXIII. Tutti e tre erano stati presentati, Kennedy era troppo giovane, Papa Giovanni XXIII doveva essere in teoria un papa troppo vecchio, di transizione. Khrushchev troppo paccioso, troppo rozzo, non poteva andare bene. In realtà queste tre figure, con queste loro caratteristiche molto particolari, pur in tutta una serie di problemi, controversie e quant'altro, rispetto magari a altre figure presentate come fenomeni, però sono riusciti a mantenere la pace. E se oggi riusciamo a parlare ancora di queste figure è proprio per questo, per la loro capacità in una situazione difficile, dove magari altri, ripeto, fenomeni avrebbero potuto portare verso uno scontro aperto, pagandone, perché poi Khrushchev pagherà i suoi problemi in politica estera, riuscirono a mantenere la pace. E questa mi sembra già una gran bella cosa. Allora, lei mi stuzzica sempre. Allora, ma Giovanni XXIII era un papa rivoluzionario? Lo è stato senza dubbio. Dove sta la rivoluzione di Papa Giovanni XXIII? A parte che c'era un altro Papa Giovanni XXIII. Ma nel Medioevo però. Sì. 1375 erano tre papi e fu dichiarato antipapa perché lui ha perso. Quello che ha vinto ha detto il Papa sono io e è andato avanti così. Ma anche la scelta del Giovanni XXIII è un po' strana, perché
sarà lui che si sacrifica, il primo 23esimo si sacrifica purché la Chiesa torni a Roma, fa un passo indietro. Facendo un passo indietro naturalmente poi lo mettono nelle segrete e morirà in prigione. Evidentemente nella storia che conosciamo poco dei papi aveva un significato questo triumvirato, dove alla fine, un po' come l'antica Roma, Giulio Cesare eccetera, no? E alla fine ne resta uno, ma finalmente questo, ed è il Papa promosso dall'impero austriaco. Questo Papa che rivoluzione ha fatto? Perché ha fatto il concilio? Che non è solo una questione etica, religiosa, diciamo teologica. Perché ha fatto il concilio? E come l'ha fatto? Qual è la rivoluzione di Giovanni XXIII? Insomma, io devo dire che sicuramente il concilio stesso è stato il suo elemento rivoluzionario, perché ha portato fortissime innovazioni nell'ambito della Chiesa, ha colto istanze. Ma non era chiuso il concilio? Non era il suo concilio? No, non era chiuso il concilio. Non era chiuso perché lui è morto, è stato poi il suo successore. Quando lui apre il concilio non è chiuso il precedente. Sì. È il concilio di Pio IX, del 1870. che l'ha aperto del 69, che aveva aperto il concilio dicendo il Papa è onnipotente, infallibile, eccetera. Ma non era chiuso quel concilio, quindi lui lo chiude perché non vuole avere niente a che fare con quel concilio lì. Lui apre un concilio nuovo, ma su cosa, al di là di quella che è la parte teologica, che è sempre quello che illumina i concili, qual è la pulsione che fa muovere, perché lui ha vissuto quella guerra, ma l'ha vissuta in Turchia e ha visto tutta una serie di cose che succedevano a cui lui non si poteva opporre. Sono enormi, diciamo, le novità che introduce con il suo pontificato Angelo Roncalli. Al di là, al momento della elezione era solo considerato un papa di transizione, ma quando comincia a muovere le sue idee mette in difficoltà i cardinali che non si erano ancora messi d'accordo sull'elezione del vero papa, aspettavano solo pro tempore che lui portasse avanti il pontificato per un certo tempo. Allora, se a livello teologico, a livello sociale, a livello appunto anche di adeguamento della posizione del magistero della Chiesa sulle posizioni anche della scienza contemporanea, in cui la Chiesa si era abbastanza distanziata. Bisognava accorciare questa distanza fra il pensiero scientifico e anche il pensiero religioso, il riconoscimento delle religioni, mentre da prima c'era solo una visione ancora solo autoreferenziale della religione, il riconoscimento poi anche della religione ebraica con la rimozione di quella preghiera. Perché? Perché quella, e perché chiama gli ortodossi al concilio? Guardi che il primo concilio è stato fatto dagli ortodossi, perché la prima è Costantino, prima a Bisanzio, successivamente a Nicea, fa due concili, e il cristianesimo nasce lì. È il cristianesimo romano che è un scismatico rispetto a quello che ha costruito Costantino. Ma perché chiama gli ortodossi quando c'è stato il grande scisma nel 1054 e ha detto voi avete torto? E cominciano che cosa poi con la riforma gregoriana e Urbano II? Incominciano le crociate. E falsamente si dice che Bonifacio VIII abbia chiuso le crociate, non è vero? Anche se per un certo senso le ha chiuse perché ha detto non andate più a Gerusalemme, io invento, cioè ha detto facciamo l'anno santo, no? Il giubileo, e di creazione di Bonifacio VIII, e con il giubileo dice dovete venire a Roma perché andare in Oriente ormai era pericoloso, ormai crociati, anche i templari poi spariranno, si sono ritirati, e quindi lui sembra che chiuda le crociate, ma poi in realtà le crociate arrivano fino al 1000
1945, cioè la fine, l'ultima guerra, che era la guerra che c'erano dentro tante guerre, ma lo stesso guerra d'Abissinia è una crociata, perché ammazzano i cristiani. Ecco. Questo Papa è rivoluzionario perché, guarda caso, fa un po' come, non cambia il sistema, però recupera, li vuole tutti, vuole ebrei, ortodossi, musulmani, non mi interessa, basta le crociate. Chiude la grande rivoluzione di Giovanni XXIII e che chiude la guerra religiosa. Che era cominciata appunto allora, nel 1095 con la prima crociata. Ecco, questa è stata la grande rivoluzione di questo personaggio. Ma il silenzio di Togliatti non è che avrebbe voluto parlare, ma se avesse parlato sarebbe stato preso di mira dal partito centrale, perché Togliatti è una scheggia rispetto alla... E quindi è stato spiazzato da Khrushchev, che improvvisamente, senza avvisare nessuno, la spara a zero e cerca di salvare se stesso prima. Mi salvo io, perché se succede che vincono, perché abbiamo un esercito ancora in funzione e abbiamo il generale dell'esercito russo, è quello che ha vinto a Stalingrado, Zhukov, è quello che è arrivato a Berlino, nessuno lo tocca, neanche Stalin ha paura di toccarlo, quello è intoccabile perché si è creato un entourage che si autodifende, non è aggressivo, però è il garante di un certo tipo di sistema. E Khrushchev non può fare niente, se quello si muove e vuole tagliare tutte le deportazioni che ha fatto Stalin e vuole recuperare quella situazione, lo deve fare lui per primo. E spiazza tutti. Sì. E spiazza tutti con questo messaggio che viene colto poi dagli ungheresi, dai cecoslovacchi, eccetera. Il comunismo non è più lo stalinismo. Gli stessi tedeschi, la Germania dell'Est, si ribellano gli operai dicendo non ci interessa più lavorare a queste condizioni, perché erano condizioni infami. È lo stesso sistema che aveva Hitler nei confronti dei prigionieri. Guardate che i tedeschi per i russi erano una sottospecie, erano quelli che avevano portato a circa 27 milioni di morti russi, quindi non è che potevano amarli più di tanto. Poi si fa di necessità virtù e quindi ci si mette d'accordo. Ma credo che ha spiazzato tutti nel bene e nel male. Quelli che l'hanno visto positivamente sono stati invece i paesi dell'Ovest, cioè l'America, perché ha visto come uno che fa delle grandi aperture non è più. Ma perché faceva queste aperture? Perché aveva la bomba Tsar, che abbiamo fatto vedere nelle scorse trasmissioni, una bomba che faceva, loro l'ha fatto scoppiare a potenziale ridotto. A potenza ridotta, circa 30 megatoni, ma in realtà era 100, quindi 100 vuol dire che quando è esplosa la bomba Tsar ha rotto i vetri a 1000 chilometri di distanza. Se la facevano esplodere a 100 megatoni ed è un valore esponenziale, non è un valore normale, probabilmente si rompevano i vetri a Mosca. Ecco. E lì aveva avvisato gli americani che ci sarebbe stata questa esplosione e Kennedy mandò degli aerei, dei bombardieri, stando a distanza, per vedere l'effetto di questa bomba che salì fino a 56 chilometri di altezza. Sapete cosa vuol dire? Che quella radioattività è ancora lì, non è più tornata giù e forse se ne sta andando nello spazio una buona parte. Ecco, questo era Khrushchev, però non fa la vera rivoluzione.
Professore, vuole darmi una conclusione? Facciamo l'ultimo giro di conclusioni. Se vogliamo fare una rapida conclusione, possiamo dire che il rapporto Khrushchev apre la possibilità di un'autocorrezione e di una riforma. Timidamente sembra che il partito sovietico si apra anche un maggiore riconoscimento di queste istanze di libertà che ormai aveva sui paesi satelliti, ma anche all'improprio interno, ma l'epoca di Brezhnev farà presto gelare queste aspettative, perché tornerà la censura, torneranno i sospetti, tornerà il KGB a controllare, non dico a livello staliniano, ma ci sarà purtroppo un ritorno al controllo comunque molto ferreo dei movimenti della popolazione. Quindi è timida l'apertura di Khrushchev. Per quanto riguarda invece il terrore staliniano, anche qui un paio di dati che vanno ricordati. Durante il periodo staliniano più di 20 milioni di persone hanno perso la vita, di cui 14 milioni di inedia, di fame, cioè far morire le persone di fame volutamente, non occasionalmente o accidentalmente, ma proprio come punizione, perché i contadini ucraini. Sì. Ecco, è giusto ricordare che se venivano trovati i contadini a tenersi una buccia di patate o di banana, venivano fucilati sul posto, la dovevano deporre sui carri perché era stata collettivizzata tutta l'agricoltura. E oltre a questi 20 milioni e 14 milioni ricordiamo 800.000 fucilati, presi un po' a tutti i livelli, dentro all'esercito, dentro i gruppi politici e dentro la popolazione civile. Ecco, questo diciamo è il bilancio di un regime del terrore, senza considerare i 9 milioni di persone che sono state internate nei gulag o nei cosiddetti campi di correzione sovietici, inaugurati da Lenin nel 23 alle isole Solovnik e portati fino alla Kolyma. È giusto ricordare questo terribile campo di lavoro che è l'equivalente, se vogliamo, di Auschwitz. Non funzionavano le camere a gas, ma è molto prossima la mortalità che poteva avere. Ecco, questi sono bilanci che vanno attribuiti a questa ideologia di un fanatismo e di un sadismo. Diceva Erich Fromm, che fotografa perfettamente il personaggio Stalin, diceva che è l'esempio di un sadismo non sessuale, ecco, un sadismo politico non sessuale attribuito alla personalità deformata di Stalin. Ma queste stragi venivano fatte per lottizzazione. È uno che si lagna, dice: perché mi lottizzate così poco, cioè la quantità di persone da eliminare, io ne ho meno degli altri, è proprio Khrushchev, che per fare strada dice: beh, anch'io, perché se ne ammazzo di meno non faccio strada. Forse l'anzianità l'ha fatto maturare, ma questo viaggiava libero per il mondo, Totò Riina l'abbiamo messo in galera per molto meno. Ecco, perché se no peso e potenza, siccome lui era il grande capo, allora lo assolviamo solo perché è il capo, cioè l'abito non fa il monaco, no? Professore, prego. No, ma qui stiamo parlando comunque di un sistema irriformabile, questo è emerso nella storia, l'incapacità di riformare il sistema del socialismo reale. Lui è stato un timido innovatore, diceva la parola timida mi piace, nel senso che non ha spinto a fondo il tentativo di fare qualche passo avanti, qualcosina ha cercato di fare, però lavorava sempre nell'alveo di argini che non sarebbero stati mai superati, quindi e restano comunque tutte le contraddizioni che giustamente il professore evidenziava e che sono ancora macchie indelebili su quella che è la sua biografia. Certo. Soprattutto anche, oltre che timido, anche involontario a volte, nel senso che ha avuto questa sua apertura fatta in realtà per tutelare se stesso da tutto il gioco di potere. E una cosa, così la provoco ancora di più su un altro tema. Guardando anche le immagini del video e quant'altro, lui è stato, nonostante la sua potenza, nonostante fosse un contadino e quant'altro, pensiamo con la sua mimica, con le sue espressioni, cosa sarebbe stato oggi con i social media, un personaggio
della fisicità di Khrushchev. Forse ha inaugurato una politica del sorriso. Ha inaugurato una politica diversa che poi non c'è stata. Sì. Questa è una cosa sulla quale... Sì, però io vorrei attualizzare una situazione. Oggi la Russia come è messa? Quanto che è cambiata? Vabbè, non ci sono più le stragi di adesso, però ogni tanto c'è qualche incidente. Diciamo che sui diritti umani siamo no? abbastanza ancora indietro e soprattutto c'è ancora l'uomo forte che comanda. Ecco, allora non è rivoluzionario Putin? No, assolutamente. In fin dei conti si è formato proprio in quella KGB che si è formato, insomma. No? Quindi... Certo. Diciamo che a Putin gli va riconosciuto una presa di distanza di tutto il settantennio sovietico. Non si riconosce il fatto che nel 2017, in occasione del centenario della rivoluzione bolscevica, abbia voluto quasi non fare nulla di ufficiale, non misconosce e non riconosce assolutamente tutta la politica che l'ha preceduto. Lui si considera, non a caso l'epiteto politico che gli viene attribuito è quello dello zar, lo zar di Russia, Putin. Lui vuole essere prosecutore di una dinastia degli zar, bypassando tutto il settantennio che c'è stato, sapendo quanti morti e quanta violenza e l'ideologia ha seminato. In ogni caso c'è sempre un problema di libertà, rimane sempre quello rimane forte un problema ma di nonostante questo, nonostante questa libertà, con Russia Unita, con questo suo partito, lui a livello di consenso popolare ha salvato lo sgretolamento di un paese che stava per parcellizzarsi in tante repubbliche, e questo è un merito che purtroppo a livello elettorale i cittadini li riconoscono. Che poi a livello di diritti umani sia ambiguo, questo è sotto gli occhi di tutti. Allora, mio padre, che era lettone, diceva, e quindi ha vissuto quell'epoca della prima guerra mondiale e tutte le epoche successive, diceva: la Russia avrà sempre governi di questo tipo, perché è una nazione che ha 11 fusi orari. Quando uno è a letto che dorme, dall'altra parte c'è uno che lavora ed è sveglio, quindi è ingestibile. O la spacchettano e danno dignità alle varie popolazioni, oppure così resterà sempre quello che era il sistema zarista, che era l'unico sistema che poteva tenere unito un territorio così esteso e con decine di etnie diverse e religioni diverse. Ecco, paradossale ma è giusto che lo citiamo, Solzhenitsyn, un campione per dire, no? Con il suo arcipelago Gulag, Solzhenitsyn, nonostante la sua parabola, la denuncia dei crimini eccetera, riconosceva maggiori meriti a una leadership di Putin. Non a caso prima di morire nel 2008 i due si incontrano e l'uno omaggia l'altro, ecco, nel 2008 per dire, ma Solzhenitsyn dice che preferiva un potere forte come la Russia, a patto che garantisse la libertà di coscienza, questo era molto vitale, alla totale libertà di opinioni che c'è in America, e questo è un parere di Solzhenitsyn, alla totale libertà di opinioni che c'è in America, dove su 100 opinioni tu non riesci a capire dove sia la verità. Ma dove c'è un certo tipo di razzismo radicato, solo che non parlando di quello che non si dice non c'è, e per questo facciamo queste trasmissioni. Bene. Grazie a tutti voi, è stato un ottimo intervento da parte vostra. Grazie. Tullio, Beh, allora intanto innanzitutto salutiamo il professor Damiano Fusaro, il professor Leonardo Raito e il professor Patrizio Zanella per essere stati con noi, per averci aiutato ad approfondire, a sviluppare la conoscenza anche di questa figura, di quello che è stato il periodo dell'Unione Sovietica, perché poi in parte abbiamo ripercorso un po' tutto il periodo. Adesso per i telespettatori invece noi andiamo un attimo in pubblicità, dopo torniamo, perché torniamo con la nostra rubrica del Memento, e questa sera ci occuperemo di infrastrutture, in particolare di ferrovie e di alta velocità. A tra poco.